Vogliamo vedere è il titolo scelto per l'itinerario spirituale dei giovani della diocesi di Treviso con il vescovo. 5 serate per gruppi di vicariati, durante le quali i giovani si ritroveranno insieme a Monsignor Gardin per pregare e riflettere sulle figure di Suor Gina Simeonato e Luciano Bottan, missionari diocesani a 10 anni dalla loro morte. Anche stasera sarà a San Donà di Piave, domani sera a Milano e poi venerdì a Castello di Godego e quindi finalmente a Treviso, alla chiesa di San Francesco, con il vescovo sarà la veglia missionaria alla quale sono invitati anche i giovani dei vicariati nei dintorni di Treviso. Anche lì attendiamo circa 500 giovani, quindi complessivamente il numero si fa consistente, saranno 2500 come gli anni scorsi nel mese di ottobre. Momenti di particolare intensità spirituale e personale che i giovani della diocesi attendono ormai come appuntamento immancabile. Vedo come i giovani attendono e mettono anche in agenda, in calendario, questo incontro come uno tra i più attesi durante l'anno. E quest'anno in particolare l'itinerario sarà finalizzato alla preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che come sappiamo è a Madrid ad agosto. E proprio tutti gli incontri di questo itinerario avranno come meta finale questo appuntamento mondiale dei giovani a Madrid con il Papa. Obiettivo finale quindi Madrid 2011. Prossimo appuntamento sarà sabato 27 novembre, inizio di Avvento, dove il vescovo incontrerà tutti i giovani nel Tempio di San Nicolò. Tema: Gesù, luce per il nostro futuro.